Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo, buona settimana. Direi che questa settimana sarà caratterizzata dalla presenza di una figura di alta pressione che dominerà buona parte dell'Europa, specialmente quella centrale, mentre il Mediterraneo sarà ancora in balia di una figura di bassa pressione. Per sintetizzare questi dati utilizziamo una mappa al suolo prevista per lunedì che ci fa vedere con la lettera H alta pressione che dominerà appunto l'Europa, mentre sul Mediterraneo è presente una figura di bassa pressione con la lettera L che quindi comprometterà il tempo specialmente al centro-sud. Per capire un po' la distribuzione delle precipitazioni pensavo di concentrarmi soprattutto sulle giornate di lunedì e martedì che saranno quelle un po' più interessanti. Iniziamo dal lunedì che ci fa vedere bel tempo al nord, brutto tempo invece al centro-sud con fenomeni più intensi sui settori adriatici centrali. Alla volta di martedì tutto scenderà verso sud compromettendo il tempo specialmente sui settori ionici. Possiamo dire che in linea di massima questa sarà la tendenza della settimana, anche se sarà da sottolineare la possibile discesa di aria molto fredda in corrispondenza del weekend dell'Immacolata. Con ora ho detto tutto, auguro a voi tutti una buona settimana e se avete tempo e voglia ci vediamo nel prossimo appuntamento.